molto urbanizzato. Allora, abbiamo fatto 2 chiacchiere fuori onda proprio per spiegare che ci sono le 3 strutture: case di comunità, prima accoglienza, ospedale, quindi i pronti soccorsi restano, gli ospedali restano, e poi l'ospedale di comunità, quello che chiedeva il telespettatore, lungodegenza. Questo è per semplificare al massimo però. Tornando a noi, chiedendo anche alla regia cosa prevede la Regione per le case hub, abbiamo quindi un'ulteriore sintesi e specifica nella slide, prego. Ecco, poi Ugo, rispetto alle criticità che noi abbiamo trovato rispetto anche ai provvedimenti della Regione dirà di più, però la Regione Veneto prevede la collocazione di almeno, quindi solo 3 di quei servizi che abbiamo visto prima, cioè i medici di medicina generale, l'assistenza specialistica e la diagnostica. Come abbiamo visto, per esempio, nelle case di comunità hub erano previsti, è previsto dal PNRR, la collocazione del punto prelievi, è prevista la collocazione dell'assistenza domiciliare integrata. La Regione Veneto ha messo questa dicitura che a noi preoccupa molto, perché è scritto solo almeno. Quindi l'almeno vuol dire sì, obbligatori sono questi 3 servizi, medici, medicina generale, diagnostica e specialistica, e gli altri, punto di interrogativo, ma poi Ugo su questo sicuramente dirà di più. E la situazione oggi delle case di comunità hub, o meglio... aggiornata a giugno 2024. Esatto, quindi a giugno, più che oggi, è che rispetto alle 95 programmate, noi, questi sono dati della Regione, abbiamo solamente 4 case di comunità fondamentalmente attive rispetto a quelle finanziate dal PNRR. Ci sono addirittura 38 cantieri da attivare e quindi siamo un po' in ritardo rispetto ai lavori, mettiamola così. Chi è messo meglio? Chi è messo meglio? Potremmo dire chi è messo peggio, che ce ne sono molti di più. Diciamo che chi è messo meglio, guardando i dati, l'Euganea... conclusi nella Pedemontana a sto punto? Ne hanno concluse, chi è messo meglio è la Pedemontana dei 4, 2 nella Pedemontana, 1 nella Marca Trevigiana, Treviso, e 1 nella Serenissima, Venezia. Quindi tutti gli altri sono in ritardo, mettiamola così. Certo. E questa è la situazione delle case di comunità. Invece, per quanto riguarda gli ospedali di comunità, che abbiamo detto non sono le case di comunità, ma sono luoghi dove si dà una risposta alla fase post-acuta delle malattie. Dopo l'uscita dall'ospedale, insomma, dopo l'intervento chirurgico. Diciamo che adesso ultimamente l'uscita dall'ospedale è abbastanza veloce, mettiamola così. E questi ospedali di comunità dovrebbero dare una risposta a tutta la fase post-acuta della malattia, un po', ma non è proprio così, come le vecchie lungodegenze degli ospedali, ma potrebbe anche essere un luogo che non è di transito dall'ospedale all'ospedale di comunità, potrebbe essere anche una risposta a un problema che ha un cittadino che magari la casa di riposo manda nell'ospedale di comunità la persona, oppure potrebbe essere anche il medico per una fase di cure, di attenzionamento rispetto alla patologia. Perché c'è personale medico nella casa di comunità. C'è personale medico, diciamo che c'è più personale infermieristico e sociosanitario che non personale medico, ma diciamo che è la fase appunto non acuta della malattia. Al massimo si è ospiti di questa struttura per 30 giorni, dopo i 30 giorni è previsto il pagamento di una quota. Certo. È previsto un ospedale, il PNRR ha finanziato nel Veneto 30 ospedali di comunità. La Regione Veneto però da anni aveva previsto di far partire questi ospedali di comunità.
La programmazione della Regione Veneto aveva già previsto 76 ospedali di comunità. Diciamo che rimane questa programmazione, quindi 76 ospedali di comunità, di cui 30 saranno finanziati dal PNRR, con risorse diciamo nuove da parte del PNRR. C'è un messaggio, lo leggo rapidamente, poi vediamo magari se Gino Ferreso vuole rispondere lui, oppure se invece di disperdere soldi in centri vari e case e comunità si riaprono tutte le sale dei pronti soccorso chiuse coi tagli devastanti alla sanità, ecco che si risolve il problema intasamenti dei pronto soccorso. Ma questa però è una riforma strutturale di quella di cui stiamo parlando, del PNRR, e in più è legata, i soldi arrivano se si fa questo, giusto? Allora, il tema posto è corretto, nel senso che per la salute, per la sanità, occorrono risorse importanti e stabili. Le risorse PNRR sono risorse che finiscono nel 2026, ok? Nel senso che avremo gli ospedali di comunità, avremo le case di comunità, però dopo bisogna che ci sia il personale dentro e bisogna pagarlo ovviamente questo personale. Quindi il tema del finanziamento complessivo della sanità, sottostimato da anni, è vero, e quindi bisognerà motivo in più a cominciare dal 2026 nell'investire più risorse da parte dello Stato nella salute e nella sanità. Sì, assolutamente. Per chiudere, sì. Su questo ha ragione Gino, nel senso che in questo caso noi stiamo parlando di una riforma strutturale. Non bastano i pronti soccorsi perché per esempio adesso con gli ospedali di comunità parlavamo appunto di situazioni di post-acuzie e quindi in una condizione in cui siamo già oltre il pronto soccorso. Il vero tema che però noi stiamo sottolineando oramai da anni è il fatto che la sanità è sottofinanziata, il sistema sanitario nazionale è abbondantemente sottofinanziato. Ci stanno dicendo fondazioni importanti come la Fondazione Gimbe che in questi anni si è assistito a una deprivazione di risorse per la sanità pari a 40 miliardi all'anno e quindi questo tema c'è tutto. Sono importanti le scelte che si stanno facendo per quanto riguarda appunto il territorio, ma il tema del sottofinanziamento e quindi della impossibilità per le persone di trovare delle risposte complessive e la continua strisciante privatizzazione del servizio e anche della messa in carico alle famiglie dei costi del servizio è totalmente sul campo. Quindi questo che sia chiaro per tutti, cioè il fatto che ci siano queste riforme non vuol dire che i problemi della sanità sono risolti. I problemi della sanità e del sottofinanziamento sono tutti là aperti. Ci freggiamo tra le migliori sanità in Italia, eppure ci sono ancora 38 cantieri da avviare, ma se non partono cosa succede? Tutto viene compromesso, anche i lavori già fatti? No, nel senso che ovviamente se non si finiscono i lavori non si prendono i soldi alla fine, nel senso che sono arrivati dei soldi per far partire i cantieri, ma se non si finiscono i lavori non arrivano quei soldi che servono per far finire i lavori. Quindi... Certo. E a questo proposito per i cantieri, vediamo anche gli ultimi cantieri che devono essere fatti per gli ospedali invece di comunità, la situazione a giugno 2024 che era l'ultima slide tecnica, così è così. Cosa vediamo qui? Che ci sono cantieri da avviare? Conclusi ci sono 5 case di comunità sulle ospedali di comunità. Ospedali di comunità sul 35 e ce ne sono quindi altre 30 che devono essere attivati, però attenzione, ho detto prima che la Regione Veneto ha da tempo, al di là del PNRR, programmato ospedali di comunità. In realtà oggi, al 2023 anzi, erano funzionanti già
37 ospedali di comunità con 733 posti letto, quindi, e l'obiettivo finale per la Regione Veneto sono 71 ospedali di comunità con 1461 posti letto, quindi questi 35, di cui 5 già attivi, fanno parte dei 71, per essere chiari. Certo. Quindi siamo in ritardo con i lavori del PNRR, però teniamo conto che già per fortuna, mettiamola così, abbiamo già alcuni ospedali di comunità, circa la metà di quelli che sono programmati, già funzionanti. Certo. Quindi bisogna sollecitare, diciamo, che finiscano i lavori. Per concludere, voi avete alcuni dubbi, alcuni ne abbiamo già palesati. Quali sostanzialmente? Qua possiamo vedere l'ultima slide. Allora, la prima questione riguarda il rapporto appunto nelle case di comunità tra il DM 77 e quanto scrive la Regione del Veneto. DM 77 è nazionale e poi c'è del GR. Lo diceva già prima Gino, il DM prevedeva tutta una serie di servizi, la Regione scrive che ce ne devono essere almeno 3. E quindi tutti gli altri servizi che fine fanno? Ci sono, non ci sono, dove verranno collocati? La seconda questione è evidentemente le case di comunità SPOC, mentre le hub, c'è l'elenco, ci sono avviati i lavori e via di seguito, sulle case di comunità SPOC. Sarebbero quelle più vicine al territorio? Sì, quelle più vicine, noi non abbiamo alcuna indicazione. Nel senso che sono importanti per gli anziani poi soprattutto. Sono importanti per tutte le persone. È chiaro che il servizio sanitario è importante per qualsiasi cittadino, in realtà chi purtroppo ne usufruisce di più sono gli anziani perché sono i più fragili. E sono collocati in maniera capillare nel territorio? Questa è un'altra domanda, perché è evidente che questi servizi hanno bisogno della prossimità, di essere vicini ai cittadini, perché se poi sono distanti torniamo al punto di prima, cioè che la gente, i cittadini si sentono abbandonati. Ed infine l'altro grande tema che ha sempre a che fare con il finanziamento. Noi costruiamo gli immobili e poi chi li gestisce? C'è un tema grande come una casa che è la mancanza di personale, la mancanza di figure infermieristiche, mediche e tutte le altre professionalità che dovrebbero essere dentro questo. E qua c'è l'altro grande tema, la programmazione sbagliata in questi anni. Noi riteniamo, io lo dico spesso, ritengo volutamente sbagliata per quanto riguarda le professioni sanitarie, e questo il rischio reale di andare verso un'ulteriore privatizzazione, cioè darli in gestione al privato. Certo, premesso che comunque oggettivamente privato-pubblico mancano i sanitari, quindi da una parte comunque non ci sono, quindi è una questione tecnica. Se anche una piccola quota per pagare i sanitari ci sarebbe, però mancano fisicamente le persone, quindi bisogna anche la appetibilità, attrattività di questa professione anche per giovani in modo che la possano intraprendere. Allora io vi ringrazio tantissimo per aver fatto questo quadro molto chiaro, mi sembra, e anche sintetico, e dovremo parlarne ancora perché bisogna impararlo a conoscere, sperando che poi si possa realizzare nei tempi richiesti a disposizione. Affronteremo altri capitoli importanti, non ve li anticipo. Io vi ringrazio, vedete la puntata nuovamente sul web, poi sul sito naturalmente dello SPCGL. Ricordatevi di andarvi a farvi controllare la pensione, fondamentale. Prenotate una visita allo SPCGL con il vostro codice fiscale, controllino alla pensione, perché ci sono famosi diritti inespressi. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito.